Scusi, non si sente niente. Stavo dicendo un premio letterario che coinvolge tutti gli ospiti della fondazione, i familiari, amici della fondazione, volontari e tantissime persone in giro per l'Italia. Ormai questo premio è conosciuto in tutta Italia perché con gli argomenti che guardano le generazioni insieme, ricordano i vari premi, dove si è parlato appunto della scuola, si è parlato dei canti, si è parlato della musica, si è parlato l'anno scorso, si è parlato di matrimoni, è stata una bellissima sfilata di sposi di varie età, veramente di varie età, come sempre cose di varie età. E guardo caso quest'anno abbiamo visto stimata degli altri da scuola quest'anno che è stato il premio parlasse proprio della moda, parlasse di come ci si veste. E come ci si veste vuol dire tante cose, vuol dire come ci si sente, vuol dire come ci si vuole presentare agli altri, ma vuol dire anche sapere che negli anni le cose cambiano. Cambiano gli stessi, cambia il modo di approcciare il mondo, ma soprattutto qui in Veneto parlando di modo di parlare di parlare di tante persone che hanno lavorato magari a casa, lavorando con grandi aziende che hanno sviluppato un mercato internazionale. Quindi direi che parlare di mondo di Veneto, di parlare dell'esperienza di tante parti e parlare di mobilitare o parlare degli asset importanti della nostra nazione, che sicuramente conosciuta per essere una popolazione molto creativa, quindi credo che oggi la nostra economia sia un po' per tutto. Quindi
Ecco, questo coinvolgimento porta a essere partecipati, porta rivisto gli oggetti che noi facciamo e poi avere proprio da una giuria qualificata la scelta di ma vorrei innanzitutto, visto che abbiamo scelto la città di Oderzo, che è una delle città dove siamo presenti, la scuola del Nord da tanti anni, e quindi abbiamo una in cui il sindaco, la sindaca di Oderzo, scelta di Oderzo, che ci fa un saluto perché è una testimonianza anche così la vedono conoscere tutte le nostre città. Grazie. Qualche volta prima qualche centenario sono molti centenari si sta molto bene e non hanno conosciuto questo premio quindi continuano ad avere la stessa soddisfazione e si stimolano insieme per continuare a vita dei parenti e di della famiglia. Sulla moda, che dire, io ho una mamma di 46 anni che sta benissimo, e quando vede un video di ma comunque anche se abbiamo poi alla fine quindi poi anche la cosa serve per capire anche cosa piace ai ragazzi e quindi spero che cosa dire che per capire cosa piace ai ragazzi cosa piace ai ragazzi giovani. Allora abbiamo una bellissima giornata e spero di potervi presto in una riunione per stare insieme e per vivere serenamente come noi siamo una presenza al servizio del territorio e speriamo di fare il nostro massimo per stimolare, sostenere, coinvolgere tutte le persone nel territorio, in particolare persone anziane, ma coinvolgerle insieme con le altre generazioni. Infatti a questo premio partecipano persone di tutte le generazioni ed è simpatico il suo riferimento. Quando una volta bisognava essere completamente a posto, adesso quasi va di moda andare in giro con qualcosa di usato, i pantaloni rotti. Io ho visto che si comprano le scarpe sporche. Allora, è una cosa abbastanza simpatica perché di solito dici, una persona guarda se le scarpe pulite, ma se uno le compra sporche andrà anche di moda, ma io qualche pensiero me lo faccio. Comunque, va bene, grazie di questo simpatico riferimento. E quindi ho parlato di una giuria qualificata, e quindi la giuria qualificata che è composta chiaramente dalla nostra presidente di giuria, la professoressa Aslan, che poi quando avremo collegato farò un saluto, e dal professor Bassina, che è qui presente, e dalla dottoressa Scimeli, che ci farà un saluto anche lei. Quindi io passerei subito la parola a uno dei membri autorevoli della giuria, che è da quando è iniziato il premio che è membro della giuria, quindi è diventato espertissimo, qualificato e sa anche come dire, scegliere quali sono i racconti che emozionano di più. Quindi non si tratta di essere solo bravi a scrivere, ma soprattutto emozionati. Quindi ecco, gli passo la parola per un saluto. Grazie. Si sente bene? Sì. Allora io mi presento, sono membro della giuria perché loro mi hanno nominato, ma sono qui perché sono il presidente di questa casa editrice Cleuto, che è la cooperativa libraria editrice dell'Università di Padova, dove io ho fatto il professore alla facoltà di medicina in anatomia patologica. L'anatomia patologica è una specialità
di quelle nascoste che non si vedono, ma che è fondamentale perché è quella che dice ai clinici che cosa devono fare. Prendiamo un pezzetto di tessuto e vediamo se è una cosa benigna, se è un'infiammazione, se è un tumore. E è una delle cose veramente affascinanti se si affronta con il tema di questo libro, che è forma e sostanza. Perché uno si veste e si veste in modo diverso? E qui l'abbiamo visto benissimo, che ci sono delle differenze tra il modo di presentarsi e l'essere. Chi sono io quando mi peso sulla bilancia la mattina nudo o solo con gli occhiali? Oppure con il camice quando sono in ospedale? Oppure quando vado a qualche riunione con la giacca e la cravatta? Oggi non ce l'ho perché fa caldo, ma lui sì. Chi sono io? Chi sono? Chi siete voi che avete tutti i vostri vestiti diversi? Vedete che c'è un risvolto psicologico importantissimo in quello che avete scritto. Perché dobbiamo differenziarci? Una delle cose fondamentali che questa società ci ha fatto perdere è il grembiulino all'asilo, il grembiule a scuola fino alla terza media. Perché c'è il grembiulino? Perché siamo tutti uguali. Perché quando si va a cena, nelle cene importanti, si adopera lo smoking? Perché siamo tutti uguali. Invece adesso siamo tutti diversi. Siamo tutti diversi perché la gente si deve svestire, non vestire. Allora, e adesso chiudo perché sennò divento noioso, l'essere vestiti vuol dire avere un'immagine di sé che deve coincidere con l'immagine che gli altri ricevono di noi. Provate a pensare se questa cosa funziona, perché è alla base della malattia psichiatrica. La malattia psichiatrica purtroppo è la malattia più diffusa nella nostra società, non sono gli infarti, non sono i tumori, purtroppo è il disagio psichiatrico. E il disagio psichiatrico in molte situazioni proprio dipende da questa disgiunzione, questa discrasia che c'è tra quello che noi siamo, quello che noi pensiamo di essere e quello che pensiamo che gli altri ricevano dalla nostra immagine. Quindi ben venga questa meditazione su come ci vestiamo, perché come ci vestiamo dice chi siamo. Grazie, un applauso. Capite che dietro a un titolo non c'è solo un'indicazione, ma c'è un pensiero, e quindi ecco che diffondere questo pensiero ci fa condividere dei valori e quindi ci fa essere più comunità. Condividere, pensare insieme dei valori vuol dire essere comunità. Come noi oggi ci sentiamo molto più comunità perché festeggiamo delle persone che si sono impegnate a fare qualcosa. E come dicevo prima, dalla regia aspetto quando mi dicono che la professoressa Slay è collegata, quindi adesso facciamo il saluto di un'altra membro della giuria, la professoressa Scimemi, che è la presidente onoraria della sezione Patavina della Dante Alighieri, quindi abbiamo anche degli esperti di lingua italiana per questo premio, quindi anche nella tecnica stiamo molto attenti, quindi le lascio la parola per un saluto. Grazie. Buonasera a tutti e felice di essere con voi anche se in lontananza, anche da remoto, però grazie a questa nuova tecnologia sempre presente anche diciamo di immagine, di cuore comunque. E di cuore dagli inizi di questa bellissima esperienza voluta da Angelo Ferro, uno degli amici più cari
di mio marito e della famiglia di mio marito, che ha capito, che capiva l'umanità e capiva anche i bisogni di quella comunità allargata di cui facciamo parte tutti, e che il bellissimo premio Civitas Vitae mette in evidenza grazie alla frequentazione, anzi alla presenza e alla partecipazione di voi ospiti carissimi e degli amici degli ospiti e anche di tutti i collaboratori preziosi che in questi tanti anni si sono avvicendati e hanno costruito questa bella comunità. I titoli sono sempre bellissimi. Il titolo di quest'anno, vorrei anche salutare il sindaco, vero? Ci dovrebbe essere il sindaco tra di voi, di Oderzo, perché è bellissimo che sia la città di Oderzo ad offrire, a ospitare questo premio, che direi oggi ha un titolo ancora, ma sono sempre titoli molto attuali e molto coinvolgenti, ma quello di oggi secondo me è estremamente attuale, è estremamente anche molteplice come interpretazione, come lettura e come bellissimi vostri racconti, come i bellissimi vostri racconti ci trasmettono e ci richiamano proprio sopra. Allora, si chiama Ma come ti vesti, vero? Storie di mode, di abbigliamenti e di accessori tra nonni e nipoti. Quindi c'è la forma e diciamo, come un individuo si cerca di rappresentare ai propri occhi e agli occhi degli altri, ma c'è anche una serie di confronti nel tempo e anche nello spazio. I vostri racconti ci parlano non soltanto del Veneto, non solo di Oderzo, non solo di Padova, non solo e non solo neanche d'Italia, perché arrivano anche da altre parti del mondo e dell'Europa, come del resto anche questa bellissima iniziativa, questa straordinaria comunità dell'OIC, dell'Opera Immacolata Concezione, è riuscita a creare dei crocevia proprio culturali, umani, tra le varie realtà che sempre più rapidamente poi si sviluppano e si trasformano nel mondo, in questa globale, in questa chiamiamola proprio cultura globale e civiltà di una forma che però è anche sostanza, perché è la forma con cui, io penso, e l'avete anche accennato voi in tante cose, non soltanto si partecipa all'economia di una comunità, ma si partecipa proprio allo sviluppo di una storia mondiale. E cioè pensiamo, e molti di voi anche lo hanno accennato, pensiamo che la moda è nata addirittura con le pelli di orso, di leopardo, di animale, eccetera, che coprivano e che cercavano di in qualche modo controllare quello che era la natura intorno all'umanità. Ed è stato uno dei primi, secondo me, linguaggi proprio che l'uomo ha indossato, comunque ha usato per trasmettere un suo stato d'animo e prima di tutto anche una sua posizione, una sua esigenza, chiamiamola così, fisica, naturale, stranamente molto animale, se volete, ma che ha portato a quello che è la comunicazione tra gli uomini. Una comunicazione che io credo, ecco, adesso voglio
farvi perdere altro tempo, ma che l'OIC ha saputo, l'Opera Immacolata Concezione, ha saputo ricomporre con l'attenzione verso gli anziani, cioè verso i miei coetanei, a dir la verità, che è veramente ha una funzione consolatoria, una funzione etica, ha una funzione morale bellissima, perché permette il contatto tra le generazioni e garantisce e protegge appunto dal mondo fuori e da un mondo che non ha, che probabilmente è troppo se vogliamo così, in mutamento per fare attenzione a ogni singolo individuo, ma trasmette a chi ha vissuto e a chi ha dato e a chi ha partecipato alla vita, trasmette protezione, affetto e senso, significato alla vita stessa. Grazie, io voglio soltanto dirvi come è importante sempre di più, per me naturalmente che invecchio, ma come è importante anche per i giovani, e quindi bravi gli insegnanti, bravi che io ho visto, letto, eccetera, che partecipano e che mettono in comunicazione le diverse generazioni. E grazie naturalmente a tutti i carissimi collaboratori, naturalmente al presidente Andrea Cavagnis, e io dico anche a chi mi ha guidato fino adesso per scrivere questi testi e per leggere questi testi, che è Giorgio Masnata. Sono due carissimi nipoti diretti di Angelo Ferro. E grazie perché hanno capito e hanno dedicato la loro vita a questa missione, che secondo me è la missione più consolante, ma anche più bella e più valida. Grazie infinite a tutti voi. Grazie, io voglio soltanto dire come è importante sempre di più, ma come è importante anche per i giovani, e quindi bravi insegnanti, bravi studenti, io ho visto che partecipano e che mettono in comunicazione le diverse generazioni. E grazie naturalmente a tutti i carissimi collaboratori, veramente al presidente Andrea Cavagnis, e io dico anche a chi mi ha guidato fino adesso per scrivere questi testi, per leggere questi testi, che è Giorgio Masnata. Sono due carissimi nipoti diretti di Angelo Ferro. E grazie perché hanno capito e hanno dedicato la loro vita a questa missione, che secondo me è la missione più consolante, ma anche più bella e più valida. Grazie mille per tutti voi. Facciamo un applauso alla nostra curata, e soprattutto mi viene proprio da dire che questo premio rappresenta proprio l'essenza della fondazione, cioè coinvolgere tutte le generazioni perché ognuno possa esprimere il proprio pensiero, si possa confrontare. Una comunità viva. Contrariamente si vuole pensare che in una casa di riposo, si chiama casa di riposo, ma noi sappiamo che il nostro non è una casa di riposo, ma un centro di aggregazione, di proposta, di stimolazione, e lo dimostriamo noi qui oggi. Quindi ci facciamo un applauso noi per tutte le nostre imprese, perché sono luoghi di vita che si muovono anche qui e fuori da questo. Quindi è un luogo di proposta. E a questo proposito c'è stato alla Fondazione Opera Immacolata Concezione il 4 maggio di quest'anno, cioè esattamente un mese fa, un evento che ha coinvolto tutto il Veneto. Ed è stato un'idea che ci è venuta perché, come diceva
il sindaco, avere tanti centenari vuol dire avere qualità della vita. Allora noi che nella nostra fondazione abbiamo sempre festeggiato i centenari in tutte le nostre residenze, abbiamo pensato, abbiamo talmente tanti, che se li raduniamo tutti insieme ad altri, facciamo un bel record del mondo. E siamo riusciti a farlo, quindi ci meritiamo un applauso perché abbiamo fatto il record del mondo per aver radunato il maggior numero di centenari nello stesso posto, nello stesso momento. 70 centenari, il record precedente era di 45 centenari, quindi come dice qualcuno li abbiamo stracciati. E c'è da dire che il Veneto, ecco, diciamo che la fondazione ha contribuito con i propri 25 centenari, perché un'altra ventina ovviamente hanno passato la palla, insomma, ecco. Però ce ne sono tanti altri da tutto il Veneto che sono venuti, abbiamo avuto personaggi molto interessanti, ma 70 centenari, 70 centenari. Quindi intanto tutti quelli che sono qui li invito a iscriversi al club, perché iscriversi al club del centenario vuol dire diventare centenari, ve lo dico già adesso, ma volevo farvi vedere un po' un filmato della giornata, una cosa molto breve, che è proprio una cosa simpatica. Cioè, è stata una giornata di festa, di simpatia, ma dove i protagonisti erano proprio i nostri centenari. Oggi è una bellissima giornata di coesione sociale, ma soprattutto grazie ai nostri centenari. Oggi ospitiamo qui tutti i centenari che siamo riusciti a raccogliere, non possiamo dire il numero perché oggi ci sarà anche un Guinness World Record. Noi abbiamo contattato la rete dei comuni del Veneto per accogliere qui un grande raduno, il raduno di tutti i centenari. Noi speriamo, contiamo di battere il record dell'Australia che ha raccolto 45 centenari nel 2016, ma noi grazie a tutti i contatti che abbiamo avuto, i nostri centenari all'interno delle residenze della Fondazione Opera Immacolata Concezione, che hanno contattato tutti i centenari attraverso i comuni del Veneto. Grazie anche alla collaborazione della provincia di Padova, confidiamo di riuscire a raggiungere il record. Oggi dobbiamo sicuramente battere questo Guinness dei primati, ma soprattutto il riconoscimento di quelli che sono le radici, i pilastri della nostra società. Gli intercentenari ci hanno dato storia, ci danno un percorso importante, senza di loro non ci saremmo noi. E anche il progetto di legge che abbiamo presentato, un albero per ogni centenario, fa un po' il paragone di un albero per ogni nato, le due cose che si mettono insieme, il confronto e l'incontro tra generazioni. Ricordo che nella parte del 2016 45 centinaia. Ma anche un'altra cosa importante, noi abbiamo voluto lanciare con questa festa una proposta di legge che il senatore Antonio De Poli di Padova, che ormai infatti è il senatore anziano, questione del Senato, ci siamo puntato anche lì dell'anzianità, e abbiamo proposto un progetto di legge che lui ha accolto immediatamente per dire che similmente a come si pianta un albero per ogni bambino, per ogni nuovo nato, c'è una legge che prevede che sia piantato un albero per ogni bambino che nasce in un comune, noi abbiamo proposto che venga piantato un albero
ormai definito e speriamo che l'iter sia come dire, prosegua positivamente. Nel frattempo noi nei comuni dove siamo presenti faremo qualche proposta interessante per poter sostenere questa legge, perché come si pianta un albero per i bambini che nascono, quindi un messaggio positivo per il futuro, una vita che cresce, allo stesso modo il centenario, quando compie gli anni, si pianta una pianta per dire io lascio un messaggio positivo della mia vita e lascio un messaggio di futuro perché l'ambiente possa migliorare. Sapete che piantare alberi migliora l'ambiente, quindi i centenari saranno ancora una volta coinvolti e protagonisti. Quindi grazie a loro per tutto questo spettacolo che c'è stato, ma soprattutto questo modo di poterli valorizzare. Grazie ancora, facciamo un altro applauso a tutti i centenari del Parlamento. Allora, se non abbiamo ancora il collegamento con la nostra Presidente della giuria, che è a New York, quindi ci vedremo di collegarci, direi di lanciare invece una cosa molto più interessante che è col tema di oggi. Chiaramente la residenza di Oderzo ha detto siamo protagonisti ma vogliamo esserlo in Ticino, e quindi che cosa hanno detto? Noi vogliamo raccontare la storia della moda attraverso un elemento dell'abbigliamento della storia che è il tabarro. Tabarro, chi è che lo conosce il tabarro? Chi è che ha avuto il tabarro? Sulle mani chi ha avuto il tabarro qua? Sulle mani chi ha avuto il tabarro? Eccolo là. E quindi è una cosa che se lo vedete in giro oggi, chi lo porta con un orgoglio incredibile, perché veramente è un elemento dell'abbigliamento che dà come diceva il nostro professor Fassina prima, dà, come dire, un messaggio di classe, un inevitabile messaggio di classe. E quindi loro hanno voluto raccontare la storia della moda attraverso la storia del tabarro. Sono stati protagonisti per questo attori, ovviamente, gli ospiti, il personale della residenza, hanno fatto un lavoro bellissimo, ma vi confesso che non ho voluto vederlo neanche io perché volevo avere la sorpresa. Quindi io direi di lanciare questo filmato, però lo lanciamo con un applauso perché saranno stati bravissimi. Grazie. L'idea nasce dal tema proposto per il Premio Letterario 2024 Civitas Vitae, ma come ti vesti? Il racconto che vi presentiamo narra la storia dell'evoluzione del tabarro, con lo scopo di far rivivere agli spettatori i ricordi di un tempo passato. Trattandosi di un racconto e non di un film, gli attori, ospiti della residenza Simonetti Over 80, leggono i loro interventi descrivendo il proprio vissuto negli anni 50, 60, 70. I bambini, invece, preparati dall'insegnante Chetti, hanno aiutato a illustrare il racconto impersonando gli attori da piccoli. La loro presenza e l'entusiasmo per essere stati coinvolti in Gioco con i nonni è il più evidente segnale di aver raggiunto l'interscambio generazionale e la coesione sociale, obiettivo sempre cercato dalla Fondazione. Ciao Giancarlo, vado dalla parrucchiera, mi puoi tenere i bambini per un'oretta? Certamente, vai pure. Salutate la nonna, bambini. Ciao! Ciao, ciao! E sedetevi ciao, sedetevi qui vicino a me. Allora adesso, cosa ci raccontiamo? Nonno, cos'è il tabarro? Il tabarro? Perché fai questa domanda? Tu ne hai uno nell'armadio? Ah, ora ti spiego. Il tabarro che ho nell'armadio è del mio padre, il vostro bisnonno Ugo. Lo indossava d'inverno. Quando doveva uscire si avvolgeva tutto, se lo teneva ben stretto, prendeva un cappello e usciva, sortiva. Freddo, vento, pioggia, nulla lo fermava. Papà, dove vai fuori che c'è vento e fa freddo? Tranquillo Giancarlo, col tabarro mai paura, non c'è freddo. Metti il cappello che fuori. Oh sì, grazie. Prego. Grazie. Parlami d'amore, Mario.
la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, come due stelle scintillano. Dimmi che illusione non è. Nonno, tu non hai mai visto il tabarro? Erano gli anni 50, ero un giovanotto e il tabarro non era più di moda. Però, sentite questo, io ricordo il mio primo cappotto fatto con una coperta di lana militare. Vi diverte di questa idea? Vi piace? Sì o no? Sì. Sapete una cosa? Allora non c'erano soldi, però le donne avevano tanta fantasia. Pensa che ogni mamma sapeva tagliare, fare la sarta, prendeva le misure, una cosa meravigliosa. Volare, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Buongiorno. Buongiorno signora, buongiorno. Buongiorno, si accomodi, venga. Bene. E facciamo subito la misura. Mi raccomando, che sia comodo. Stia tranquillo che sarà più comodo di quello che c'era e anche più elegante. Che sia non troppo largo, come il cavallo. No, sarà soddisfatto quando che è finito lo vedrà. Bene. Volare. Guarda chi c'è? Oh, Antonio e la signora Monica. Buongiorno. Buongiorno. Vi unite a noi? Con piacere. Volentieri. Stavamo parlando del tabarro. Non si può dire che non siate alla moda, perché avete dei bei vestitini, delle belle bluse moderne. Ah, mi sembra di sentire il nonno quando dice ai miei tempi non si faceva così bla bla bla. Ma io credevo di farmi un bel complimento perché avete dei bei vestiti. La moda è questo, uno si fa conoscere dalla gente e chiede comprensione e condivisione. Guardate Antonio, lui è un tabarrista convinto perché porta il tabarro. Sei tu nel tuo tabarro, cammini, pensi, non sei più solo. Il tuo tabarro ti protegge, ti fortifica, ti rincuora, non hai più freddo, soprattutto non sei più solo. Sì, davvero bella. Bravo Antonio. È un brano raccolto dalla poesia di un tabarista, la poesia tabarista, un certo Attilio Vincenzi. E poi i bambini sono arrivati gli anni 60. Io indossavo il Montgomery. Ma che? Montgomery. Era più lungo di un cappotto e più corto di una giacca. Lo indossavamo noi giovani. Era il tabarro di noi giovani. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua. Hai sentito la ladina? No, cosa?
Aspetta, perché sotto il casco non vorrei che sentisse. Accendo un po' la radio così. Poverina. Accendo la radio così non si sente. Ah, non si sa cosa. No, ho sentito adesso la notizia. No, speriamo che non sia niente di grave. Speriamo. Signore, con permesso. Giuliana, sei pronta? Fra poco. Buongiorno signor Giancarlo. Buongiorno a lei. Che bel cappotto. La ringrazio. Però per precisione non è un cappotto questo. Questo si chiama Montgomery ed è di moda proprio da oggi. Bellissimo, di qualità, bello, complimenti. Giuliana, ti aspetto fuori forse, sai? Va bene. Ciao. Ciao. Sapore di mare, sapore di te. Comunque, il tabarro oggi è diventato di moda, sia per l'uomo che per donna e bambini. Lo si può portare in qualunque occasione. A me la moda piace molto, anche a me. Fate bene, perché la moda è creatività. E poi ragazzi, dagli anni 60 e 70 è cambiata la moda. Sono arrivati gli hippie, figli dei fiori. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking with that Lucy named Flo. Acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, acqua chiara. Nonna! Bambini, com'è andata oggi? Mia nonna ci ha raccontato di quando eravate giovani. Ah sì, tanti anni fa allora. Del tabarro e come è cambiato negli anni. Davvero? Oh. Buongiorno Antonio, buongiorno Monica, buongiorno a tutti. Abbiamo passato un'ora che non dimenticheremo mai. Meravigliosa, molto bella. Con piacere, andiamo? Dai. Grazie che mi accompagnate, grazie. Bene. Ma come cambia veloce la moda però. Guardate noi. Abbiamo jeans, felpe col cappuccio, magliette con scritte inglesi, gonne in tulle. Però quest'inverno mi piacerebbe vestirmi col tabarro. Lo dirò a mamma, ne voglio uno anch'io. Grazie bambini, ci avete fatto emozionare con questi bei ricordi. Certo, perché il tabarro non è solo un indumento, è un modo di essere. È tornare bambini. È il ricordo dei tempi passati, quando gli inverni erano lunghi e freddi e tutti i fossi erano ghiacciati. È il profumo di polenta quando mio padre tornava a casa. E ricordo quando andavo a messa di mettere il vestito più bello che avevo. È l'austerità e l'autorevolezza che oggi sfuggono. Il tabarro è nel nostro DNA. Il tabarro siamo tutti noi. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi per 2 stelle scintillano. Dimmi che illusione non è. Dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più. Parla
parlami d'amore, Mariù. Mi raccomando, Ugo, mi raccomando che sia comodo. Giuliana, hai sentito? Marina, no. Cosa si Buon pomeriggio cari ospiti. Vi piacciono questi? Sì, ecco, e siete alla moda. E dopo? Vi piace questa idea? Sì? Sì? Ti piace anche te? Sì, sì. Non mi ricordo più niente. Perché adesso che hanno visitato avete imparato in tutte le parti, quindi non è una cosa da poco. Quindi siamo sicuri che da questo punto di vista abbiamo dei proventi attori a tutte le gambe. Quindi veramente grazie all'esistenza di adesso, grazie i familiari, lavoratori, per fare questa manifestazione che veramente va. Adesso vorrei controllare la parola di Lena, che era questo il primo oggetto da dare la parola a lei una delle forze degli educatori di adesso che ci illustrerà e ci racconterà la simpatica e come pensiamo l'attività, anche come gli educatori bene su questa attività. Grazie Lena. Monetti di Oderzo, qui a fianco a me. Allora. Abbiamo il microfono, perché sennò non si sente. Oppure vieni Ma gli ospiti. ma non si sente niente da là, devi venire qui in mezzo. Non funziona. Quindi mettere in opposizione lo posso sentire tutti perché questo peccato tu vuoi raccontare che non si senta, no? Abbiamo un microfono. Buongiorno, sono Ilenia, educatrice della residenza Monetti di Oderzo, qui a fianco c'è il mio collega Giovanni. Allora, il tema di quest'anno è stata per noi l'opportunità di sviluppare un progetto valorizzando le capacità e potenzialità degli ospiti. Allora, abbiamo così pensato di realizzare un video sull'evoluzione della storia del tabarro, ispirandoci appunto al tema proposto dal concorso. Lo scopo di noi educatori e del gruppo di lavoro era di evidenziare la relazione e lo scambio intergenerazionale tra l'ospite, che rappresenta la storia, il vissuto, e il bambino, che è il futuro. Per questo motivo ci siamo ispirati alle quotidiane attività socioeducative che noi svolgiamo
del video. I nostri ospiti, oltre ad essere il primato, sono stati coinvolti anche nella realizzazione di vari stand che potete notare, chi in modo attivo, quindi colorando, ritagliando, chi in modo passivo, semplicemente assistendo al gruppo di lavoro. Un esempio è il grande albero che potete notare in parete, che è il nostro ricordo e rimarrà proprio un grande ricordo della residenza, proprio per il lavoro che gli ospiti hanno realizzato giorno dopo giorno, con tanta fatica ma tanta soddisfazione. Allora, forse dal video non si nota, ma possiamo assicurarvi che sono stati mesi molto impegnativi, tanta fatica, idee, punti di riflessione, di confronti, ma soprattutto di grandi soddisfazioni, risate e tanto divertimento. Vero ospiti? La signora Monica non riusciva a ricordare 2 parole e come strategia se le scrive stamano. Ad Antonio non riusciva a ricordare l'autore della poesia, Arsilio Vincenzi, e quindi abbiamo scritto un cartellone, io piego le quinte dietro una pianta per sostenere la toppe, però è stato bellissimo, siamo proprio Io e il mio collega Giovanni desideriamo ringraziare la nostra direttrice Caterina, la coordinatrice Sandrina per il supporto che ci hanno dato il giorno del ritorno. Anche ieri sera ho voluto disturbare tra virgolette la direttrice, però con piacere mi ha risposto, quindi bene, per averci appunto supportato in questa bellissima iniziativa. Inoltre ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito a questo lavoro, quindi in modo particolare gli ospiti che sono stati dei veri attori proprio, i bambini, quindi Filippo, Oliver che sono qui presenti e Stella. Le nostre fantastiche volontarie che sono qui presenti, quindi Anna Maria, Nella, Lucilla e ma credo di avere una voce abbastanza forte per dire che quello che siete riusciti a fare voi è che da sempre i genitori vanno a vedere le recite dei figli, ma è arrivato il momento che i figli vanno a vedere le recite dei genitori. E finalmente, perché quando tu hai 70 anni devi andare a vedere la recita di mio padre, è veramente una cosa grandiosa, è stato bravo. Vedete, le comunità che condividono, che vivono insieme con le generazioni, creano passione, entusiasmo, creano coinvolgimento, creano quello che non c'era prima, ma deve esserci come dire, la relazione di base. Stiamo insieme nello stesso posto. Dobbiamo essere insieme, fisicamente, dobbiamo avere un contatto fisico. Io credo che questo sia un po' la critica che viene fatta oggi ai social, cioè
ci scambiamo informazioni, va bene, ma avete visto cosa si fa col contatto fisico con le persone che condividono, si crea molto di più, quindi forse i veri creativi oggi li abbiamo trovati. Grazie ancora a loro, veramente grazie, facciamo un applauso. Quindi dove sono i bambini? Venite qua un attimo. Bambini. Facciamo un applauso ai nostri attori. Allora, non abbiamo capito tutto, ma vi assicuro che le scuole che vanno a un bel applauso perché vi siete divertiti? Cosa ti è piaciuto di più? Bravissimi, sono già pronti. Grazie, un bel applauso perché proseguiamo con la nostra manifestazione. Adesso abbiamo non so se è scarico, si fa per un po', poi si spegne di solito perché non è carico. Adesso dovremo avere finalmente un filmato che mette in onda i premiati. So che c'è tensione anche su Television per sapere chi finalmente è stato premiato, perché tutti partecipano, sono più di oltre 100 i partecipanti, ma quelli che hanno vinto, che hanno la pubblicazione sul libretto, sono stati 41. Quindi credo che non vediate l'ora di sapere chi è che è stato premiato. Quindi preghiamo la regia di mandare il filmato che fa un applauso a tutti i premiati. Abbiamo scelto di farci dare una una premiata speciale che Guardia Radio ha scoperto di essere istruttrice a 100 anni. Quindi abbiamo un collegamento con un filmato registrato con la nostra Anna Graef di Asiago. Sentiamola in questo messaggio registrato. Buongiorno a tutti, sono Anna Graef, una centenaria ospite della residenza di Asiago. Sono felice di aver partecipato al concorso letterario Civitas Vitae,
E ringrazio di cuore la giuria per aver scelto il racconto dove ho descritta la storia del mio lavoro e della mia boutique e della mia passione per la moda. Devo anche dirvi che Almia ha deciso di premiare, dare un premio speciale, premio della giuria, alla scuola, alla classe terza B della scuola secondaria comprensivo statale Fabrizio Rigoni di Adriano, coordinata da docessa Francesca Rubiero. Motivazione del premio. I 3 racconti corali esistono con modalità originali e finanche innovative a raccontare con vivacità di particolare settore la comunità che le giovani generazioni provano a conoscere vite e costumi di epoche diverse, rimanendo criticamente sul loro confronto internazionale. Un applauso a questi bambini. Veramente tutti questi racconti saranno disponibili in podcast, perché come sapete poi verranno poi ricordati durante l'anno per poter essere riconosciuti. Perché questi premiati poi avranno l'onore di essere eletti nelle varie conferenze attraverso la produzione di podcast. L'anno scorso avete fatto proprio una rappresentante dell'associazione che fa questo servizio di legge e poi in pubblica perché possono essere letti e ascoltati sul podcast. E chiaramente voi volete sapere che cosa hanno vinto. Allora, per i vincitori interni, oltre a questo diploma che riceveranno, terranno più il suo diploma, qualcuno di diploma, e ci sarà questo segnalibro, bellissimo segnalibro personalizzato di tutte le tutti partecipanti. Mentre invece quelli che sono legati alla situazione, mentre invece quelli che siamo vincitori che sono stati coinvolti, ma che sono stati una fondazione che in questo modo vengono a tutta Italia, avranno delle diploma delle diploma in forma di cittadinanza abbiamo più da molto distante, come tirare un modo per questo tipo di che sia anche qui bellissimo premio. Facciamo ancora il salto. Volevo solo quando passare il programma, come dire, queste 4 ore sulla vita, come giusto per questa presentazione, questa comunità, perché guardate, non si arriva a fare una prova teatrale umana così di voi, vuol dire che la vita è questa residenza, insommato, si svolge così, quindi questo io vi farei un applauso che lo speriamo a aspettavo una presenza importante, però sono venute delle persone dall'esterno, da casa, per appunto per la funzione dei gestori che ci Non mi sente. Prova a dirlo. Grazie Caterina. Ci sono
ognuno ce ne ha attorno, dal viso, che ci siamo, che anche in devo dire che è una grande sfida, ma anche quindi grazie Giulio per stare qui per tutte le donne che una grazie di fare Che cos'è per fotografia? È solo l'argomento che come studenti oggi l'esigenza fa un corso interno tradizionale con nuove appunto. Poi la giuria che una sceglie quali quindi adesso noi vedremo le foto finalmente e quindi vediamo come si riporta tutto, vediamo le foto finaliste. E quindi anche la moppa come stiamo diventando quindi veramente un bel applauso di come hanno realizzato la foto perché non sapevamo.
Dobbiamo andare a una festa di bambini in una scuola elementare e vi racconteremo cosa abbiamo molto bello. Molto bello per feste come ho visto qui adesso. Grazie. Come ogni anno, sarete tutti curiosi di sapere, ma dopo aver parlato di poesia, aver parlato dei sogni, dei premi letterari, dopo aver parlato dei matrimoni, dopo aver parlato della scuola, dopo aver parlato della musica, degli animali, nonni e nipoti, poi ci ricordiamo quasi tutti perché c'eravamo, noi c'eravamo. Allora, qual è il prossimo tema per il prossimo anno per stimolare i racconti di tutti quelli che vogliono partecipare? Allora vi leggo il titolo e credo che qui sarà sicuramente un'ottima soluzione. Il titolo è Un terremoto in casa, gioie e dolori della vita di una nuova vita. E vi porto all'unanico, ma alle mamme in particolare. E insomma bisogna realizzare molte cose, ma che gioia e che esplosione di sentimenti di più positivi che si trovano nella vita, e quindi abbiamo chiamato un terremoto perché alla fine scombussola un po'. E quindi io volevo così chiedere a professor Messina di farci un saluto finale, poi vi faccio il saluto finale. Grazie. Abbiamo detto che il matrimonio è un uomo e una donna che serve per portare avanti la nostra specie. Ci sapete che facciamo parte di una razza che è la razza umana, è una sola razza. Dal punto di vista psicologico e storico, siamo tutti per una volta liberati poi siamo Homo sapiens, che cioè l'evoluzione di una lunghissima storia che è complicata perché non sia solo Homo sapiens, ma tanti altri ominidi. Alla fine siamo arrivati noi. Il titolo che porta l'anno scorso sulla prima era proprio di dire come facciamo a fare andare avanti questa nostra razza. La razza avviene attraverso un rapporto sessuale spesso, perché se siamo nati vuol dire che è stato qualcosa che ha funzionato, e qualcosa che ha funzionato è stato sempre una rivoluzione. Sapere come funziona una nuova nascita è un mistero affascinante. E vedere come questa cresce, si riproduce in tante della nave per prendere ossigeno e per continuare a crescere fino alla maturazione, e non sappiamo bene
storia e andremo a... E qui abbiamo l'occasione ha tolto questa manifestazione, adesso andiamo presso la Commissione della Cultura a partecipare a questa iniziativa, quindi insieme con la città vediamo tante persone. Quindi arrivederci qui al 18, ma soprattutto per tutti, arrivederci all'anno prossimo per questa nuova iniziativa. Grazie.